alto e glorioso ti illumina il cuor mio, dammi una fede retta, speranza certa e carità, dammi umiltà profonda e scienza che non confonda, nella tua conoscenza sarà la mia destra. Santissimo Signore, a te ogni lode e amore, perché hai redento il mondo con la tua santa croce. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, oggi ricordiamo un grande figlio di San Francesco, San Giacomo della Marca. Il suo nome era Domenico Cangali. Fu discepolo di San Bernardino da Siena, dal quale ricevette a 22 anni il saio francescano. Come il maestro anch'egli si diede alla predicazione, divulgando con zelo la di Gesù. In Italia, dal Papa, oratore ardente, soprattutto contro i vizi dell'avarizia e dell'usura che allora imperava, per combattere con i quali soccorrevano i poveri. Debilitato per la vita di penitenza, morì a Napoli nel 76. Benedetto XIII lo proclamò nel 1726. Per celebrare bene questa Eucaristia chiediamo al Padre la sua benevolenza, il suo perdono. Mandato dal Padre a salvare i contriti, abbi pietà di noi. Peccatori, pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che hai dato alla Chiesa in San Giacomo della Marca un'infaticabile sua parola, tanto dedito alla salvezza delle anime e alla conversione dei peccatori, la sua intenzione è dare i nostri peccati e a camminare speditamente sulla via della salvezza. Vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni
Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con un terribile aspetto. Aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, e i piedi in parte di ferro e in parte di argilla. Una pietra ma senza l'intervento di mano d'uomo, contro i piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via senza lasciar tracce, mentre la pietra che aveva la statua riempì tutta la terra. Questo è il sogno. Ora ne daremo la spiegazione al re. Tu, o re, sei il re dei re. A te il Dio del cielo, la potenza, la forza e la gloria. Dovunque si trovino i figli del cielo, egli li ha dati nelle tue mani. Tu li testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Duro come il ferro spezza e frantuma tutto, il regno frantumerà tutto. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte d'argilla, da vasaio, e in parte di ferro. Ciò significa che il regno sarà diviso, ma ci sarà in esso la durezza del ferro, poiché hai veduto il ferro unito. Se le dita dei piedi erano in parte di ferro, che uno sarà forte e l'altra fragile. Il fatto d'aver visto scolato l'argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, ma non potranno, come il ferro non si ammazza. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere il regno mai distrutto, che non sarà trasmesso ad altro popolo. Stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte di una mano e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argento, l'argilla e l'oro. Il Dio è quello che avverrà da questo. Il sogno è vero e degno di fede ne è la spiegazione. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedito il Signore, benedite gli angeli del Signore, il Signore. Lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite cieli il Signore, benedite acque tutte che siete sopra il cielo il Signore. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite potenze tutte del Signore il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. A lui la lode e la gloria nei secoli. Alleluia, alleluia. Sii fedele sino alla morte, dice il Signore, e ti darò la corona della vita. Alleluia. Alleluia.
Signore, secondo Luca, menava era obiettivi, Gesù disse, nei quali ed è lasciata Gesù che non sarà distratto di domandare maestro quando Luca cagò e quale sarà il padre cose Gesù badate dirò molti infatti nel dicendo sono io e io non diretti di guerra di terrorizzate queste cose vanno fine. Poi diceva loro, si solleverà nazione contro e regno contro regno, vi saranno i terremoti, pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni del cielo e parole. Le sorelle, il brano di Luca ci introduce nel grande discorso escatologico di Gesù. Discorso escatologico significa discorso che riguarda la grande vicenda finale del mondo, succederà nel nostro mondo. È un discorso è piuttosto di Luca, il proposto discorso è fatto con l'ingegnare ed è chiamato per questo apocalittico. So invece che era comprensibilissimo alle prime comunità del primo secolo, il messaggio, la forza e il coraggio per resistere, mentre alcuni discepoli vanno con Gesù e parlavano del Tempio di Gerusalemme, una meraviglia costruita di pietre preziose, doni, doni. Gesù disse, verranno giorni nei quali di quello che vedete non rimarrà nulla, pietra su pietra, che non sarà distrutto. Tempio di Gerusalemme, bellezza e splendore, non conosciuto il suo Messia, perciò, malgrado la sua magnificenza, il Tempio è destinato alla rovina. Ormai Dio ha trovato in altro luogo la sua abitazione in mezzo agli uomini. I discepoli domandano a Gesù, quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno che esse stanno vedendo? Non risponde direttamente, anche se poi più dirà, era prima che tu parla ai suoi discepoli dei falsi profeti che si presenteranno e hanno cose di quello che dovete. Gesù dicetevi, guardatevi di non lasciare loro. In verità
rivoluzioni, guerre, terremoti, la fine. Dovranno cadere prima tutte queste e non sarà subito la fine. Cioè, in questo modo delinea la caduta di Gerusalemme, che sappiamo è avvenuta nell'anno 70 per opera dei Romani, e scriverà il suo Vangelo quando ormai tutte le descrizioni apocalittiche non bisogna dare valore letterale a un avvenimento. L'uso di immagini alle volte paurose che fanno un po' tremare fanno parte di un linguaggio simbolico a servizio di un'idea principale. Qual è? L'idea è questa: il mondo un giorno finirà insieme all'umanità, alla quale Dio offre la salvezza per mezzo del suo Messia, il Messia Gesù. Il messaggio biblico quindi ricorda all'uomo la sua condizione mortale e lo invita alla conversione, perché questo è quello che Dio ci domanda, un cambiamento che poi si trasmetterà all'intera. Questi sinopsi che ci parlano della parusia, il ritorno di Gesù, costituiscono un avvenimento grandioso che interessa tutta la creazione, ogni uomo, tutti l'oggetto di Dio. Tutto questo non è un annuncio di sventura, confusione, ma è un messaggio di liberazione e di speranza per la trasformazione. Nasceranno cieli nuovi e terre nuove, cose grandiose che non conosciamo. Promesso, cieli nuovi e terre nuove, dove inizia in questo tempo che prepara la definitiva venuta di Cristo. Preghiamo il Signore, insegna a vivere, diciamo insieme: vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Chiesa di Cristo, segno posto da Dio come luce e orientamento per il cammino dei popoli. O Signore, aiutala ad adempiere sempre con fedeltà e coraggio la sua missione salvifica. Preghiamo. Signore Gesù. I regni di questo mondo si avvicendano per sempre. Signore, fa che gli uomini cerchino prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e non si lasciano ingannare dalla luce di questo mondo. Preghiamo. Vieni, Signore. Il nostro futuro
efficace che portiamo il bene presente nell'umanità e vinciamo il male con il bene. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Spesso vediamo il consumarsi del tempo con la tristezza di chi. Aiutaci, oh Signore, a credere sta vita ci sei tu che ci attendi. Preghiamo. Signore, Guardia dai falsi profeti. Sostieni, oh Signore, la nostra comunità perché non si lasci fuori autentico spirito. Preghiamo. Signore Gesù, Signore Gesù, preghiera e aiutaci a trovare nella tua volontà la nostra missione. Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane del lavoro dell'uomo, che di cibo di vita. L'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi. Pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di San Giacomo serviamo il tuo altare con cuore puro e generoso per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Che rende cosa buona e giusta renderti grazie, alzare a te l'inno di benedizione, di lode, di onnipotente, l'Eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore San Giacomo ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, angeli santi, con voce unanime proclamiamo la tua lode. Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nel dei colui che viene nel nome
verità. Ti preghiamo, santifica questi doni, che diventano il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, egli consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo di resi, lo diede e bevete. Questo è il calice del mio sangue per la nuova alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo. Mistero della fede. Al memoriale della morte e risurrezione ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo vilmente per l'unione sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. La vita diffusa su tutta la terra, rendila perfetta col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diavoli, sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito e gloria per tutti i secoli. Preghiamo insieme. Nostri nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta come in cielo, così in terra. Dio pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, come abbiamo i nostri, non abbiamo tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che Cristo, tuo regno, Signore Gesù, detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di casi del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo per la vita. Santo numero 5. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Ha creato l'universo, tutta la terra ci parla di te, Signore. Tua parola di noi, mostraci il tuo volto, Signore. Beati che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Tu sei il Cristo, la parola che oggi parla al mondo con la Chiesa. Parlaci della tua verità, Signore. E agli che hanno la parola di Dio. Ogni giorno.
chiamo con che ai tuoi sacramenti dovete servire con una vita a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, nostro Padre, Figlio e Spirito Santo. Messe finita, ormai. 262. Lodate Maria, o lingue fedeli, risuoni nei cieli la vostra armonia. Lodate, lodate Maria. Ma sei figlio di purificare il cuore.